7 marzo 2026, Selva di Cadore, Rifugio Aquileia, vicini a Rifugio Aquileia, in partenza per il rifugio Città di Fiume. Ed eccoci a Malga Fiorentina con vista sul Pelmo. Su di qua si arriva in cima al Col della Puina. Questa è la forcella della Puina con di fronte il Sorapis Croda Marcora, l'Antelao e qui sopra la cima del Col della Puina. Questa è la forcella Rohan. Qui hanno fantasia coi nomi ed eccoci Forcella Col de Rohan, con una spettacolare vista su Sorapis, Antelao e quello dovrebbe essere il Duranno lì in fondo. Fantastico. E qua ovviamente il mitico Pelmo. Malga Prendera 2148. Eccola qua. Ritorniamo sui nostri passi. Avevamo ipotizzato una discesa sotto al Col Duro, ma nessuno ha battuto traccia e non ci fidiamo con la pendenza e la neve residua, e quindi torniamo sui nostri passi. Torneremo adesso al rifugio Città di Fiume e con questo magnifico panorama sul Pelmo.
viaggiare, evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure, dolcemente con amore, e provare a viaggiare. Tariri, ti 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 tiri. Ti tiri tiri ti tiri tiri. Ti tiri 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 ti tiri. Ed eccoci di ritorno al rifugio Aquileia dopo questa escursione di scorpacciata di Forcelle. Abbiamo fatto la Forcella della Col della Puina, Forcella Roanne, Forcella Col de Roanne e siamo arrivati alla Casera Prendera, e passato ovviamente per il rifugio Città di Fiume. Escursione per tutti senza nessun problema, vista il manto nevoso a discrezione, ciaspe o solo scarponi, non c'è nessuna difficoltà, e bellissimo panorama su Pelmo, Civetta, come avete visto. Siamo partiti insolitamente dal parcheggio a mezzogiorno perché prima abbiamo fatto una ricognizione per qualcosa che forse si vedrà sul canale, forse no, ma vedremo, insomma, ecco. Noi speriamo di sì. Noi speriamo di sì, esatto. Vivamente di sì. Vivamente di sì, perché è una bella cosa. Posso dirlo? Ibramente di sì. Ibramente sì, esatto. Ma non spoilerò altro. E quindi grazie a tutti e grazie mille Angelo. Grazie Paolo. Per la spettacolare avventura, anche grazie alle padelle che ha portato Angelo, che avete visto che spettacolo di discesa. Grazie mille. Grazie a te. E alla prossima avventura. Ciao.